Beh, la novità più importante è che tutti i cittadini della Regione del Veneto hanno pari dignità, indipendentemente dall'amministrazione comunale che governa e dall'area in cui vivono, nel senso che è un piano che è direttamente e immediatamente efficace, non necessitano passaggi dei consigli comunali di recepimento, di restrizione o d'altro rispetto al provvedimento regionale e soprattutto l'importante è quello di aver ridato uno strumento fondamentale per il supporto all'edilizia e se vogliamo anche riuscire ad incrociare questa bolla positiva, questo trend che si sta invertendo rispetto agli anni di crisi che ci hanno accompagnato fino ad oggi, magari anche qualche piccolo risparmio che va investito nel mattone.